Vittorio Veneto si divide fra favorevoli e contrari al traforo di Sant'Augusta, una galleria di 1500 metri per 64 milioni di euro. Per il comune è un progetto atteso e voluto dalla stragrande maggioranza della popolazione. L'opera, se da un lato da qualcuno non è voluta, dalla stragrande maggioranza della popolazione invece sembra sia vista favorevolmente. Non della stessa opinione i residenti della zona. Molte voci contrarie, però nessuno ci ascolta. Alle volte è allucinante perché ci sono vibrazioni, rumori e niente, cerchiamo di sopportare e di andare avanti meglio che possiamo. Secondo me non serviva, adesso come adesso ormai non c'è poi tutto questo gran traffico. E sui lavori si consumano le dimissioni dell'assessore all'ambiente. Per il sindaco, che ha già ridistribuito le deleghe, le motivazioni sono pretestuose. L'assessore ribadisce che altre sono le opzioni. Prima di distruggere inutilmente il nostro territorio, l'apertura dell'autostrada è una cosa comunque da percorrere indipendentemente e anche alla luce dei flussi di traffico, un'analisi, uno studio che ho fatto personalmente insieme ad altri amici e persone esperte del settore che di fatto dimostra come al momento non ci sia forse neanche la necessità di una tangenziale ad est. Quindi porteremo avanti comunque le istanze e i programmi che sono ancora al momento contenuti anche nel programma di mandato di questa giunta, programma nato e sviluppato dall'accordo che avevamo sottoscritto un anno fa ormai. I cittadini sono preoccupati per quello che succederà con il traffico, soprattutto pesante, che preferirà la variante all'autostrada. Non siamo contrari all'opera, forse c'era la necessità di trovare delle alternative prima di iniziare i lavori, adesso ormai sono fatti, cioè li stanno facendo.